Riserva militare e poligono naturale. Questa fino ad oggi è stata ed è Drasi, Punta Bianca, un'area strategica, l'unica in Sicilia ed al momento insostituibile per le esercitazioni militari. Un lembo di terra bagnato dal mar Mediterraneo che parte da Palma di Montechiaro fino ad Agrigento, di natura argillosa, caratterizzato dalla suggestiva Marna Bianca, in cui si spara da ben 59 anni. Ecco il paradosso, riserva militare e poligono naturale. Da ben 19 anni invece l'associazione ambientalista Mare Amica Agrigento, con in testa Claudio Lombardo, si batte per far sì che l'area diventi riserva naturale e che venga spostato il poligono militare altrove. L'iter per l'istituzione della riserva è infatti rimasto bloccato alla Regione proprio per via delle esercitazioni militari che avvengono in quest'area ogni anno dal 1 ottobre al 30 maggio. Adesso la Regione pare abbia trovato una soluzione per far coesistere entrambe le realtà ed avviare l'iter di istituzione della riserva naturale. L'idea è restringere e riperimetrare l'area militare e lasciar fuori dalle attività di esercitazione diversi ettari, le aree più belle dal punto di vista naturalistico. Dunque, i mesi in cui l'esercito continuerebbe ad usare l'area, l'intera zona attorno rimarrebbe comunque interdetta ai fruitori della potenziale riserva naturale. Ma adesso l'escamotage di convivenza di esercito e riserva potrebbero lasciare immaginare che la regione sia incline a valorizzare l'area di Punta Bianca e trovare così, come il presidente Crocetta aveva promesso alle Iene, una nuova area da destinare all'esercito.